Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Around with her head bent down, complacent in a sedated state. Wanted to hear what you had to say, but there was too much talking over each other. Find me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. Power's down and the town goes dark. When words fail, we scatter under the waves of the war machine. Always someone else's scheme. Show me a side when the world falls apart. From the core to the seams, threads that we see. Rieccoci in quello spazio sospeso tra chi lo spettacolo lo fa e chi ovviamente agli spettacoli partecipa, perché è la congiunzione, l'unica, non è astrale, è quella pratica, perché ci vuole qualcuno che la racconta e qualcuno che sia disposto ad ascoltarla. In questa sezione di proscenio ci occupiamo soprattutto di quelle poche cose che in Calabria resistono, perché è una terra difficile, perché c'è una lamentela che soprattutto è come fosse tatuata sulla pelle un po' di tutti quanti noi calabri. In realtà invece ci sono delle cose che noi stiamo esplorando, più che delle cose sono delle idee che resistono, il che vuol dire che quando le idee sono forti, hanno gambe lunghe, a prescindere da quelle che poi sono le stagioni politiche che normalmente cambiano, e cambiano anche i luoghi, cambiano le persone, cambia la società, cambiano anche i gusti soprattutto, però quando l'idea è positiva e soprattutto dietro a lavorare all'idea ci sono delle persone che ne hanno voglia, perché sposano l'idea e comunque riprogrammano, perché vivono l'oggi, e lo spettacolo dal vivo vive assolutamente l'ora, in questo momento, quello che in realtà succede contestualmente nel mondo. Oggi parliamo di un appuntamento culturale che ha sede in Calabria, nell'Atene di Calabria, in uno dei posti che comunque continua a produrre cultura, e lo fa da sempre, è la città di Cosenza, e abbiamo ospite in studio oggi per parlare di invasioni, che già la parola è una parola importante che descrive un po' la Calabria, questa terra di commistioni, questa terra che è un crocevia, una terra di mezzo, una terra di incontro, una terra anche di contaminazioni culturali e di grandi idee che incrociandosi poi sfociano in proposte culturali che contaminano i popoli e che fanno vedere questa che in realtà è una porta del Mediterraneo. Con noi in studio, dicevamo prima, c'è il dirigente della cultura che è Giampaolo Calabrese, un professionista, un dirigente, ma un appassionato d'arte, di musica, di spettacolo dal vivo, perché questo racconta la storia che ci porta a questo nostro incontro, al di là di quello che poi sono gli incarichi, perché è importante per fare questo lavoro amare ciò che si fa. Benvenuto Giampaolo. Grazie, bentrovati, grazie a tutti voi. Allora, intanto partiamo da quello che poi sono le logotipizzazioni presenti nei manifesti, in quello che poi è stata la campagna che avete fatto, e in questa suddivisione ideale del cartellone, che sono i beni sognati, i beni suonati e i beni parlati. Questo lo dico perché so che è una tua vecchia fissazione positiva, perché le fissazioni a volte possono anche essere positive, non solo negative, quella di legare però il bene culturale, la fruizione del bene culturale allo spettacolo dal vivo, e quindi di decontestualizzare spesso anche gli spettacoli che sono legati alla fruizione dei concerti anziché degli spettacoli, valorizzare il bene culturale
a 365 gradi con tutta una serie di proposte. Sì, diciamo che uno degli elementi fondamentali in generale quando si fa la programmazione culturale è sempre quella di realizzare l'abbinamento perfetto tra la proposta e il luogo dove questa poi si realizza. Molto spesso si è abituati a vedere degli spettacoli piuttosto che mostre oppure azioni artistiche in luoghi decontestualizzati. Cosenza è una città che si sta da sempre e ancora di più insomma, in questi ultimi anni, anche grazie al suo sviluppo urbanistico e architettonico, si sta posizionando proprio tra le città d'arte e questo comporta una necessità anche e quindi una maggiore attenzione sull'offerta culturale dello spettacolo dal vivo all'interno dei suoi luoghi, facendo appunto delle scelte importanti, pertinenti e soprattutto in grandissimo raccordo con la società che la vive, perché per esempio il caso della programmazione di quest'anno, che sono i 20 anni di questo festival storico, come hai raccontato, l'abbiamo pensato proprio come un ragazzo di 20 anni. Perché i 20 anni di Invasioni sono 20 anni di un festival longevo che è riuscito un po' a leggere durante tutto il suo periodo la società locale e in relazione con la società più ampia che è quella nazionale ed europea e quindi la cosa più giusta è proprio quella di realizzare una programmazione che parli ai suoi fruitori finali che sono appunto i giovanissimi. 20 anni fa, nel 98, perché comunque il Cosentino è anche molto legato a quelle che sono le fasi politiche di una vita che riscopriva un centro storico, che lo rivalorizzava attraverso delle azioni, partiva l'agenda urban, c'erano dei giovani assessori, giovanissimi, vicino a Giacomo Mancini, tra cui cito Eva Catizzone, e comunque una squadra di cosentini. E per questo il fatto di dire giovani, di associare la parola giovani al nome e a un cognome vuol dire persone con scarsa esperienza, invece no, c'era una grande motivazione allora come adesso e Cosenza si riponeva al centro della scena culturale del sud Italia, perché le proposte in realtà per Invasioni sono sempre state proposte che hanno sempre guardato oltre confine, cioè il tentativo di, partendo da Cosenza, di fare turismo culturale, cioè di portare di mettere Cosenza al centro di un progetto che potesse insomma anche favorire le visite e lo sviluppo. È chiaro che la tessitura della tela in questi anni è andata nella direzione di aprire più spazi culturali, di valorizzare, cioè di rilanciare, cioè di fare delle offerte programmate che guardano sempre un po' di più, strizzano l'occhio al turista, cioè che sono viste anche un po' più come servizio. Sì, diciamo che c'è un cambiamento in generale proprio sull'offerta pubblica di spettacolo. È chiaro che oggi c'è si è passati un po', no, a come si fruiscono questi spettacoli. Oggi noi abbiamo una velocità dell'informazione, ma anche la possibilità di godersi un concerto, lo si può fare scaricando un'app, prendere il proprio telefonino, quindi tu riesci ad essere, se non fisicamente, ma riesci ad entrare contemporaneamente in un concerto piuttosto che uno spettacolo che si tiene in un'altra città del mondo in maniera molto più veloce. Quando nacque appunto questo festival 20 anni fa l'idea era appunto quella di importare delle grosse esperienze artistiche e di spettacolo che difficilmente si riuscivano a ritrovare a pochi chilometri di distanza e questo continua ad avvenire nella nostra idea di programmazione. La scelta di spettacoli unici, la scelta di spettacoli che difficilmente trovano replicabilità in un territorio quantomeno del sud Italia, è proprio una volontà e un'attenzione a voler spostare proprio un asse della discussione artistica e anche produttiva in una città del sud che investe moltissimo anche con risorse proprie di bilancio, ma anche grazie a tanti finanziamenti europei, proprio sul piano della cultura e degli eventi culturali.
Senti, ci sono in realtà, diciamo, adesso poi senza fare torto a nessuno, a ricordarli un po', tutti un po' li stiamo seguendo anche attraverso questa trasmissione, ci sono 5-6 eventi che adesso sono diventati, si sono candidati sin dall'inizio, ma sono sempre più diventati degli eventi nazionali. Certamente c'è invasioni tra questi anche per la centralità e l'importanza di una programmazione che, salvo qualche imprevisto, qualche singhiozzo, qualche interruzione, da 20 anni ha provato a offrire sempre una proposta validissima. Quanto è difficile, perché adesso si diventa anche antipatici, no? Nel ruolo di programmatore culturale, di chi la sera stava 3 anni fa a pensare a cosa poteva fare per la propria terra, o comunque qual era il pensiero di doversi inventare, cambiando la posizione, diventando anche da componente della pubblica amministrazione e avendo anche, come dire, un'arma paradossalmente in più nei confronti degli artisti e della programmazione, perché si sta più attenti al costo, al contenimento e anche al coniugare le cose che facciamo rispetto ai luoghi, considerato che poi Invasioni, parliamoci chiaro, rispetto a tanti altri festival, è un festival che per il popolo, per chi assiste, è a costo zero. Ma sì, sicuramente ancora la volontà di mantenere questi concerti e questa offerta di spettacolo gratuita è uno degli elementi ancora su cui si punta finché sarà possibile, proprio per dare una maggiore fruizione. La cosa interessante è quando tu dici che cosa si fa proprio dal punto di vista del programmatore, è quella di cercare di realizzare degli eventi dove appunto il pubblico e quindi lo spettatore diventa un po' protagonista. Noi per esempio abbiamo deciso quest'anno di inserire all'interno del festival un po' che accompagna un po' tutta la stagione estiva della città, una mostra molto particolare, che è la mostra a cui abbiamo dato il titolo Invasione di dinosauri. È la mostra proprio Jurassic Mab, con le installazioni lungo il corso, quindi lungo tutta l'isola pedonale, lungo il Mab, di 13 modelli di dinosauri a dimensione reale, che stanno facendo veramente impazzire le famiglie, i bambini. Io sì, sono testimone di questa cosa, perché casualmente in uno dei primi giorni ero in un luogo che era vicinissimo al Palazzo dei Bruzzi e sin dalle 10 del mattino c'erano persone o piccole nuclei familiari o bambini che si selfavano, diciamo, esatto, con il T-Rex. E questo appunto è uno è poi il tappeto, no? Il tappeto di accompagnamento ad un'estate, che appunto vuole essere un'idea di fruizione per tutti, della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Abbiamo pensato per esempio a una suddivisione proprio in sezioni di quest'estate, di questa offerta. È in corso appunto in questi giorni per esempio le giornate dedicate all'arte di strada nel centro storico, e poi ci sarà il periodo della musica dedicato tra il 16 e il 20 di luglio. Poi la rivitalizzazione dei chiostri, il chiostro di San Domenico, il chiostro di Sant'Agostino, e ancora la produzione artistica legata alle residenze artistiche dei box art. Quindi in realtà è un programma che abbraccia un po' tutta l'estate e anche non solo quindi i luoghi, i concerti intesi come espressioni artistiche singole, ma è una lunga passeggiata che diventa, come dicevi tu, anche weekend culturale, diventa anche correggimi se sbaglio, però è coniugato il pensiero politico di Occhiuto, che dice, no? Che perimetralmente a quello che è Corso Mazzini, dove c'è il MAB, ci sono delle vie che avranno uno sviluppo, perché adesso partono i progetti intanto del parco, e quindi ci sono già i cambi di viabilità, ma c'è una periferia che per 50 anni e oltre è stata periferia, cioè conurbare la città stabilendo dei punti cardinali che sono per l'appunto, lo ripetiamo, intanto Corso Mazzini, il MAB, ma c'è il Duomo, poi c'è il complesso di San Domenico, c'è Piazza 15 Marzo, c'è il chiostro di San Domenico, poi ci sono i box art, poi c'è Villa Rendano, c'è il museo multimediale, quindi c'è anche Piazza Bilotti. È come se fosse un perimetro ideale all'interno del quale si offre ai cosentini e quindi
e deve essere anche molto semplice il concetto di entrare nelle case dei cosentini, dei calabresi e chi riesce ad ascoltarci anche sui social, dire che in questo perimetro c'è una programmazione che dura oltre 2 mesi, diversificatissima, perché sono tante le proposte, diverse tra di loro, ma che vuole restituire l'immagine di una città che programma cultura. No. Sì, una città molto viva dove tutti questi luoghi che tu hai elencato sono continuamente ricchi e pieni di iniziative e di proposte, anche l'una diversa dall'altra, proprio per far sì che un visitatore, ma un cittadino, ma chiunque può partecipare e scegliere dove andare rispetto ai propri gusti e alle proprie preferenze. Se pensiamo che in questo momento abbiamo, come dicevamo prima, la grande mostra dei dinosauri allestita lungo il MAB, ma abbiamo la mostra dedicata a Van Gogh nel Museo Multimediale, per arrivare fino al Castello Svevo, dove è sede di rassegne teatrali, convegnistica, così come Villa Rendano, dove la Fondazione Giuliani realizza questo magnifico anche percorso legato all'enogastronomia, al gusto, alla musica, al teatro, per poi passare anche al centro storico e alle mostre permanenti, per esempio del complesso di San Domenico, dove sono esposte le opere delle residenze artistiche dei Box Art, per arrivare poi al museo dei Bretti e degli Enotri, dove abbiamo la collezione permanente. È una città che si muove proprio a 360 gradi sull'arte. Tra altre cose è molto interessante il fatto che dopo tanti anni comunque di investimento, perché Cosenza è comunque una città che è sempre stata attenta proprio per storia, per cultura, per presenza di associazionismo, si sono liberate molte risorse nel campo della cultura. C'è una grossa diciamo, partecipazione sia da parte dell'associazionismo, ma anche un rapporto molto stretto tra pubblico e privato. Noi è nato appunto questo portale che diciamo, è un po' la linea guida, la casa della programmazione delle politiche culturali della città, che è Cosenza Cultura. Allora lì noi riusciamo a raccontare quotidianamente al pubblico, allo spettatore, al turista, che cosa può succedere in città nel momento in cui tu metti piede proprio a Cosenza. Senti, quanta di quella mentalità che ti porti dietro da persona che per una vita ha sofferto nella progettazione di eventi culturali da privato, no? E che sono sicuro che tu adesso hai portato come esperienza positiva nei confronti del pubblico anche da dirigente in questo momento, quanto è importante avere un team che si preoccupa di progettare, rintracciare fondi, capire che una città, che un'amministrazione pubblica che vuole fare cultura, e che se tu lavori al servizio della comunità devi anche rintracciare quelle che possono essere risorse terze, affinché poi le manifestazioni diventino un'abitudine, perché è chiaro che gli spazi dei bilanci di ogni comune, di ogni città si restringono sempre più. C'è un'esigenza, al di là di quella che può essere la crisi economica, che attaglia sempre di più le città. Poi non è che siamo città in Calabria di milioni di abitanti, se vogliamo considerare anche l'area urbana, di cui poi magari faremo un passaggio solo da un punto di vista artistico e non politico. È importante quindi il lavoro che avete fatto, perché invasioni si poggia anche su una progettazione che come comune avete fatto. Sì, sicuramente l'attenzione all'economia è sempre un elemento fondamentale. Noi per esempio siamo riusciti ad ottenere il finanziamento sui fondi PAC 2014-2020. Quindi un triennio che già... Nel triennio il Festival gode di un finanziamento di 200.000 euro per annualità, per gli anni appunto 17, 18 e 19, quindi sicuramente è una grande opportunità e un sostegno importante. È vero che anche lì l'investimento in cultura sta anche cambiando, lo dicevamo prima, c'è un po' un'inversione di tendenza. I luoghi chiusi per esempio legati alla cultura iniziano ad essere dei luoghi di produttività.
penso per esempio ai teatri, dove noi abbiamo una flessione della spesa a vantaggio appunto di un rapporto pubblico-privato misto e migliore, perché a questo punto si riescono a investire delle risorse all'esterno, per esempio per eventi e spettacoli, per una fruizione pubblica maggiore rispetto a un investimento minore all'interno dei teatri, che è il caso per esempio della stagione teatrale appena conclusa, ma di quella che sarà, che grazie appunto al rapporto dei privati si riesce appunto a realizzarla quasi a costo zero. E quindi nell'evoluzione appunto della... Certo, a costo zero non voglio correggere te, non mi permetterei, soprattutto dal punto di vista della tua posizione. C'è da chiarire ai cittadini che solo il mantenimento di uno spazio e del personale che lo occupa, certo, e quindi tutte quelle che possono essere spese correlate, certo, all'energia elettrica, parliamo di cose banali, chiaro, ma che banali non sono. Io parlo dico, nel senso che sempre in termini di programmazione, chiaro. Di programmazione, poi è chiaro che il funzionamento resta comunque una spesa importante, a carico della città, è una spesa a carico della città, ma se a questa si unisce anche la programmazione, è chiaro che diventa più pesante. Ecco perché anche lì c'è un'evoluzione. Noi abbiamo anche ci accorgiamo che investire molto in eventi, investire molto in cultura crea molto stimolo sulla società. Giovani associazioni, giovani operatori, giovani imprese cominciano appunto ad investire in questo settore perché capiscono che c'è un pubblico che oggi per esempio è disposto anche a pagare più consapevolmente un biglietto, compartecipare a delle spese di realizzazione per vedere degli spettacoli o delle mostre. Quindi diciamo che l'investimento in cultura riesce anche a liberare delle risorse in economia. In realtà paga anche da un punto di vista del ritorno dell'economia della città, perché per quanto poi è chiaro che esistono delle lamentele da parte del commercio, perché è tutto quanto molto più astringente in questo momento della vita italiana e anche un po' europea. Noi siamo una nazione che soffriamo di più, ma ça va sans dire. Il punto è che invece l'economia di programmazione dello spettacolo, e questo lo dicono studi di economisti famosi, e non certamente di me che faccio il guito in televisione, dicono che però l'investimento in cultura non è da considerare un costo, ma proprio una ricaduta da un punto di vista sia occupazionale, ma anche per quelle che poi sono le attività a margine, no? Noi sappiamo e scopriamo quanti B&B, quante attività di ristorazione, ma anche come può rivitalizzare il commercio. Già l'esperienza di programmazione della Notte della Luna, anziché il Jurassic Mab, e tutto quello che da qui a poco riparleremo. Probabilmente una città che ha la vocazione a fare una programmazione culturale può risolvere dei problemi per ravvivare alcuni posti che sembrano da un po' di anni un po' sopiti, perché la gente si lamenta del centro storico di Cosenza un po' abbandonato. Affrontiamo anche questo tema. Penso che invece è importante, c'è da una parte un intervento strutturale ma che riguarda un po' tutti, privati, proprietari, però dico riportare la vitalità all'interno del centro storico è già un segnale. Sì, sicuramente. È chiaro che non sono mai, le cose non vanno mai viste in termini assoluti. È chiaro che investire, come tu hai citato per esempio il caso della Notte della Luna, è stata una serata diciamo inaugurale di quest'estate cittadina, proprio il 27 di giugno. Poi c'erano i Sonics, mica mia cugina, insomma, con una compagnia diciamo importante del teatro acrobatico italiano, appunto i Sonics provenienti da Torino, che hanno realizzato queste installazioni lungo l'isola pedonale con uno spettacolo poi molto di danza acrobatica in piazza Bilotti. Questo ha consentito che le attività commerciali sono rimaste aperte fino a tarda ora, ha consentito a tanti di godere sia delle passeggiate che dello spettacolo, e sicuramente ha mosso un'economia, ha mosso un indotto economico che con una ricaduta abbastanza naturale ha consentito a tanti negozi, a tanti esercizi commerciali, ristorazione, B&B come dicevi tu, infatti ne stanno nascendo tantissimi lungo l'isola pedonale, ad esempio, proprio di avere anche una possibilità in più.
Quindi diciamo, l'intervento pubblico attraverso gli eventi che fa, sostiene e contribuisce ad un investimento appunto privato che comunque sta lì, e tu ogni tanto, se riesci a dare una mano, è una cosa giusta. Per quanto riguarda il centro storico, sicuramente lo centro storico è un posto... Non voglio interromperti, ci hanno fatto già che è passata la prima mezz'ora, tu e la tua amica ci credevate poco a questo tempo che passa così veloce. Pochissima pubblicità e torniamo, così poi entriamo anche nel vivo del programma. A tra poco quindi. Poeti, pance piene al festival di poesia, piloti di autobus in periferia, le macchie sulla giacca fanno a gara a chi non va più via. Poesie che parlano di poesie, parole d'amore piene di bugie, nascondi al mondo tutte le tue fantasie. Non scrivere poesie. Se ti viene a scrivere poesie, non scrivere poesie. Fai altro, tipo masturbazione, pesca, decespugliazione, go-kart, guarda la tele, dormi. Se proprio non ce la fai a non scrivere poesie, una volta scritta la poesia, cancellala subito dal computer, se l'hai stampata appallottolala e mangiala. Se proprio non riesci a distruggerla, evita per l'amor di Dio di andare in giro a leggere le tue poesie in giro, anche se ti invitano a farlo, non farlo. Mentono, ti pigliano per il culo, sono sadici o pazzi. Se qualcuno ti dice "ma che bella questa poesia", non credergli, ti piglia per il culo, oppure è sadico, oppure è pazzo. Non fare amicizia con i poeti. I poeti non esistono. Fare amicizia con qualcuno che non esiste è sintomo di follia. Se qualcuno ti si presenta dicendo "sono un poeta", colpiscilo con tutta la forza che hai sulla fronte, col palmo aperto della mano, urlando "Suca!". Poesie che parlano di poesie, parole d'amore piene di bugie, nascondi al mondo tutte le tue fantasie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Hanno lasciato aperto al quarto piano l'ascensore, salgo le scale a 2 di Brescia col fiatone. Hanno il cornicione della pizza nel cartone, hanno fatto i baffi alla modella su quel cartellone. Ho detto tante cazzate che ho battuto tutti i record, in tasca il tuo accendino e mai detto si chiama Pietro. Siamo finiti contro un cedro con la station wagon e le gocce di pioggia si rincorrono sul viso. E io qui che ci faccio? Che poi vorrei tutt'altro, e poi c'è troppo ghiaccio, questo drink è tutto ghiaccio. Abbiamo corso troppo e forse io non stavo al passo. Mi ha urlato ogni rimpianto, ma più che un grido sembrava un pianto. Lo so
so, ti ho detto una bugia ma era sincera. E so che non lo pensi che è una cattiveria. Mi bevo a grossi sorsi sto sabato sera. Ho giurato a dita incrociate dietro la schiena. Se in testa come un pezzo in radio. Mi accendo una ciaspa al contrario. Noi che non siamo mai in orario. E sei scappata all'argentario. Che se l'abbiamo messo sotto un gatto nero. Erossionato, cotto al sole come un'aragosta. C'è il suo ex che ancora le fa le poste. La viso fingendo colpi di tosse. Due tossici mi fermano in una piazza vuota. Mi chiedono una firma per dire di no alla droga. Eri nervosa, hai detto paura, faccio yoga. Ma hai strillato tutto contro che mo c'hai la voce roca. TV Bandera scorrosita, in tasca morosita. E sei davanti a me ma lo sento che ormai sei ita. E ti ho promesso una vita da Costa Rica. Fermi sul lungotevere a partita finita. Rido alla battuta tu anche se non l'ho capita. Nella sabbia una siringa, un guscio di dellina. Da un bacio rubato siamo stati via. E poi vicini di rubrica nell'iPhone della tua amica. Sei in testa come un pezzo in radio. Seconda parte, ben trovati, questo è Proscenio. Oggi in questo speciale numero dedicato ad una città importante della Calabria, ad un festival importante, diventato un po' più che maggiorenne, in quella fase della matura età dove dimostra di voler stare sempre più in mezzo alla gente, dove dimostra di volersi sempre più interrogare su quelle che poi sono le generazioni. Perché bisogna anche interrogarsi su quello che le generazioni di oggi cercano, vogliono e capire in che direzione andiamo anche dal punto di vista dell'espressione artistica, sia essa teatrale che musicale, ma anche dal punto di vista delle proposte artistiche tout court che riguardano anche le mostre. Questo programma, il programma di Invasioni del 2018, nel 20° anno, è un programma che è partito il 27 giugno e si protrarrà fino a settembre, perché sicuramente poi ci saranno anche delle altre cose per come annunciato in quella che è stata la conferenza stampa. Abbiamo oggi a farci compagnia un pezzo importante di questa programmazione, perché Giampaolo Calabrese è il dirigente del settore cultura del Comune di Cosenza e quindi è un deus ex machina, assieme ovviamente al vice sindaco con delega che è Iole Santelli, ma anche a Eva Catizzone e quindi anche ovviamente alla giunta comunale tutta, capeggiata poi da Mario Chiuto che ne è il sindaco. Giampaolo, rieccoci, visto che eri un po' miscredente rispetto ai tempi, siamo già alla seconda parte ed entriamo nel merito della programmazione. Abbiamo già parlato della Notte della Luna, del Jurassic Mab e tu hai citato qualcosa che mentre noi stiamo per andare in onda si è conclusa da pochissime ore, che è stato questo festival che è di piazza in piazza, che ha animato il centro storico di Cosenza con tantissime proposte di artisti itineranti, quindi a scoprire un po' com'è nella tua antica convinzione la riscoperta dei vicoli no, del centro storico, di Corso Telesio, di Piazza Duomo, di quelli che poi sono i luoghi che risultano un po' abbandonati, ma che da un punto di vista della programmazione culturale invece in questi anni ritengo vengono accompagnati, per come ovviamente la progettazione e le risorse economiche possono permettere di fare. No, quest'anno l'idea, tutta la seconda parte, ma diciamo la parte anche più importante se vogliamo dei contenuti e della programmazione, l'abbiamo volutamente realizzare tutta nel centro storico. Infatti dopo Cosenza ha avuto per esempio questa esperienza molto interessante qualche anno fa del Lungofiume Boulevard, che si realizzava appunto lungo il fiume Norman Douglas, dove insistono le residenze artistiche, il campus dei Box Art. È stata un'esperienza molto interessante perché si riusciva a trasferire il pubblico in una parte della città poco utilizzata, poco sfruttata e rigenerata grazie anche soprattutto forse anche molto poco conosciuta grazie all'investimento del campus dei Box Art. Succede però questo, che nel frattempo, negli anni della programmazione, c'è stata una grandissima
rivoluzione anche in centro da un punto di vista urbanistico. Pensiamo a Santa Teresa, pensiamo all'isola pedonale che si è ingrandita ancora di più, pensiamo a Calatrava, quindi tutte le attività commerciali che avevano anche un interesse, una volontà di spostarsi sul lungofiume, perché nelle zone di provenienza, diciamo, era un po' più stagnante, era meno vivibile, sì. Certo, perché non avevano la fruizione che oggi hanno, perché marciapiedi molto più grandi, piazze davanti. È chiaro che questi investitori, questi locali non hanno più, come dire, la voglia, la possibilità, ma anche la convenienza, se vogliamo, a spostarsi lungo il fiume. E quindi anche qui si delinea ancora meglio, no? Un'idea di città e come e quando, e quindi è meglio investire delle risorse pubbliche in cultura, in spettacolo. Ecco, quindi si ritorna nel cuore del centro storico. Hai citato la 3 giorni di Piazza in Piazza e poi la parte della musica, proprio in un contesto che diventa uno scenario naturale degli eventi, quasi un teatro all'aperto. L'idea anche di chiudere il centro storico nel periodo dell'estate, proprio dall'inizio di Corso Telesio fino alla piazza 15 marzo, è proprio nell'idea proprio di fruirlo interamente in una lunga passeggiata, ma quindi non solo ad ascoltare i concerti, ascoltare la musica, ma proprio a vivere questo posto che nonostante, insomma, i problemi che ci sono da un punto di vista strutturale, resta un posto magico. Senti, no, ma molta gente non sa, perché poi, ripeto e ribadisco, secondo me il cittadino, sia esso cosentino, calabrese in generale, perché poi i fruitori, ma anche di altre regioni, c'è, dopo i fatti di Torino avvenuti, questo decreto Gabrielli che è intervenuto e che ha un po' creato il caos e il panico, dando anche delle difficoltà di tipo logistico, organizzativo, ma anche economico rispetto all'organizzazione delle manifestazioni all'aperto. Mi fa piacere vedere che comunque la piazza antistante il Rendano, a volte i luoghi, le connotazioni, perché il Rendano non è il Rendano solo per Cosenza, ma è il Rendano per la Calabria, per il centro-sud e il Rendano per l'Italia, non solo per il meridione. E quindi quella piazza, che si chiama 15 marzo, è un luogo di riferimento geopolitico, culturale anche molto importante. Ci sono anche degli aspetti, al di là della valorizzazione del centro storico, e questo sono convinto, ma era anche un tuo vecchio pallino, ma come anche di qualcuno che assieme a te programma questo cartellone, e lo partecipi, li abbiamo citati poc'anzi, di ridare un senso a quella piazza così bella, con Telesio seduto al centro, che pensa e che guarda gli astanti, insomma quelli che vanno a partecipare, a fruire degli spettacoli, è già di per sé romantico. Che difficoltà ci sono dal punto di vista dell'attuazione invece del decreto, del fare arrivare la gente, e quindi anche forse questo avviso della pedonalizzazione che verrà preso come al solito da gente che lo gradisce, gente che non lo gradisce, perché invece bisogna spiegare, secondo me, che anche tu stai imparando a camminare a piedi, che questa cosa può funzionare. Io cammino solo a piedi, quindi diciamolo allora, io non faccio testo, così perché io non faccio testo. La però, gente pensa che uno cammina in elicottero, invece... No, io cammino a piedi, però il punto dov'è? Sì, la nuova normativa dopo i fatti di Torino sicuramente ha dato un grosso, diciamo, scossone, colpo allo spettacolo dal vivo. Lo scorso anno si è impattato proprio nel mese di luglio durante le programmazioni in corso, infatti in Italia sono state annullate tantissime serate. Adesso è chiaro che è una normativa che è giusto, insomma, seguire, ed è giusto... Certo, un po' restringente, perché comunque ci sono luoghi pubblici che tu non potrai mai isolare dalla possibilità della follia umana, no? Quindi è restringente per lo spettacolo dal vivo, è restringente più che altro perché l'Italia è anche un paese che si basa sulle municipalità, sulle piazze, e le municipalità hanno le feste, e quindi l'idea proprio della festa, l'idea dell'incontro, l'idea dell'agorà, esatto, del momento d'incontro è una grande difficoltà per gli usi e i costumi delle città. È chiaro che oggi una manifestazione
deve necessariamente dotarsi di una serie di elementi che sono appunto un piano di safety, un piano della sicurezza, un piano delle emergenze, che hanno anche chiaramente un costo che incide quindi su programmazione, incide sull'investimento. Se prima si potevano fare 10 cose, oggi se ne fanno 7 perché serve anche investire, però si parla della sicurezza dei cittadini e quindi è giusto che queste vengano applicate. Senti, siccome io da questo punto di vista sono un po' più sensibile, la cosa che ti volevo chiedere, e quindi mi stavo tenendo un po' chissà se si può dire secondo il decreto Gabrielli, perché io vorrei dire cartuccia, mi è venuta così sta parola, ma Bezza, sta domanda che forse è ha meno censura. La produzione teatrale, questo mi piace perché comunque avete costruito durante questo percorso anche l'idea di mettervi assieme con una produzione che partecipa all'unico festival che sappiamo e ricordiamo che il MIBACT riconosce in Italia, che è il Festival di Teatro di Napoli, che comunque in ogni caso sta dando tante opportunità a chi programma teatro dal punto di vista contemporaneo in Italia. C'è una coproduzione che è stata una coproduzione di fatto perché ci sono stati i luoghi dell'ospitalità e che adesso ha un debutto durante Invasioni. Sì, questa è diciamo, lo spettacolo che poi è Sogno di una notte di mezz'estate. È uno dei testi più belli scritto da uno che si chiama William Shakespeare, quindi mica... Che realizzeremo proprio il 13 di luglio al Teatro Rendano. Con una sorta di prova aperta, di ingresso gratuito per il pubblico. È un po' un fiore all'occhiello di questa programmazione, anche perché è frutto di un'idea, di una nuova idea che noi stiamo perseguendo, che è l'idea della produzione di spettacoli. Quindi non siamo solo dinanzi ad un progetto di importazione di spettacoli, ma siamo anche di produzione. Nasce appunto perché la compagnia che ha prodotto Sogno di una notte di mezz'estate ci ha chiesto di partecipare alle residenze teatrali del Box Art. Questo perché loro hanno conosciuto questo progetto di residenza artistica, che è uno dei, diciamo, in assoluto è la residenza artistica più grande d'Europa, perché abbiamo 27 case d'artiste lungo il fiume, e quindi noi li abbiamo ospitati per un periodo di 2 settimane, durante le quali la compagnia ha provato lo spettacolo, ha messo su la regia, ha messo su la scena, ha messo su lo spettacolo per poi debuttare proprio nel mese di giugno al Napoli Teatro Festival. Questo è un progetto che ci ha inorgoglito anche tanto, perché innanzitutto abbiamo avuto da parte di un importante diciamo, istituto culturale italiano un'attenzione nei confronti di un nostro segmento culturale che appunto sono i Box Art. Che li abbiamo messi sul piatto proprio della cultura pubblica italiana e quindi della partecipazione anche delle imprese culturali italiane di poterli utilizzare, e quindi abbiamo ospitato una compagnia di 20 persone che hanno prodotto a Cosenza questo spettacolo. Quindi visto che noi nel progetto Box Art abbiamo l'ospitalità degli artisti e loro rilasciano la città un'opera, in genere è un progetto, essendo legato all'arte contemporanea, rilasciano un'opera d'arte, questa volta la compagnia ha deciso di rilasciarci una replica, e no, quindi un po' questa domanda te l'ho fatta. Diventa appunto un percorso importante rispetto anche alla multidisciplinarità. Io questa domanda te l'ho fatta un po' prodomo teatro, perché io ricordo gli anni di quelli che poi sono la generazione di attori che in questo momento in Italia la fanno un po' da padrone, insomma, fanno un po' la voce grossa, tra Peppino Mazzotta, la serie Montalbano, Gomorra, Fortunato Cerlino, ma anche Francesco Saponaro, protagonisti di una stagione fortunatissima, perché c'era un'accademia, una scuola di teatro che ha avuto tantissimi successi. Questo è un messaggio anche alla politica regionale e quindi anche alla programmazione dei fondi. La possibilità della Calabria, come questa intuizione, di diventare residenza artistica è fondamentale, è importante, perché i tempi e la possibilità di mettere a disposizione degli spazi per la produzione culturale, cosa che è sempre più ristretto in quello che sono le grandi città. Quindi questa è certamente un'intuizione e una via da perseguire, che può riguardare il teatro, ma anche la musica, ma anche il cinema, i luoghi, le location. Noi ricordiamo, ne abbiamo parlato 1000 volte a microfoni spenti e senza telecamere,
quella che poi è stata la vocazione che ha scoperto la Basilicata, ma quante volte abbiamo parlato delle best practice, così le chiama l'UE, della Puglia relativamente a Puglia Sound, cioè la messa a disposizione e la contestualizzazione delle vecchie masserie in luoghi dove registrare musica, quindi questa mi sembra intanto una buona intuizione. Volevo passare poi al succo del programma, perché in apertura di prima parte e quindi in chiusura e in apertura di seconda parte ci siamo fatti un viaggio in giro per il mondo e per quella che è la programmazione di Invasioni, che è una programmazione che non è solo, per me è extragenerazionale, perché se un po' siamo attenti e sensibili a quello che ascoltano i nostri figli, forse i miei perché sono più grandi dei tuoi, ma quello che ascoltano le generazioni dei ventenni ora è qualcosa che va assolutamente condiviso, perché dentro c'è anche un pensiero che ci può aiutare a vivere meglio e a programmare anche meglio il nostro lavoro. E di questo insomma bisogna riconoscere al cartellone che ne ha tenuto tantissimo conto, partendo da Calexico, anche se poi da un punto di vista calendario e da un punto di vista anche della programmazione viene prima la proposta di Dente Catalano. Poi passiamo a quello che è Carl Brave e Franco 126, fenomeno incredibile, in grande crescita, milioni soltanto in questo giro di visualizzazione su quelli che poi sono i canali di informazione concreti, al di là della televisione, i social, quelli che fanno veramente milioni e milioni di visualizzazioni e che crescono e diffondono la musica soprattutto nel mondo, per chiudere con i Dub FX, passando per Good Gong, Balera Favela, e questo programma che guarda molto a... Io non penso ad una generazione che è quella dei ventenni, ma proprio, secondo me questo è lo stimolo che avete avuto, a creare una intergenerazionalità nella frequentazione del festival, creare un festival condiviso tra i cinquantenni, i ventenni, i genitori, chiunque, perché le scelte non sono scelte difficili, questo per dirvelo, per entrare nelle vostre case, sono scelte di grande qualità e molto divertenti. Sì, diciamo che è un po' come i dinosauri, no? L'idea di... si fa una cosa per i bambini, ma in realtà sono più contenti i genitori. L'idea appunto è questa, è quella di partecipare a degli spettacoli dove c'è un giusto mix tra ciò che è gradito, insomma, ad una generazione un po' più grande di età. Penso ai Calexico, per esempio, che sono preceduti dal duo Dente e Catalano. Per esempio Dente è uno dei giovani cantautori della scena indie italiana, insieme a Guido Catalano, che è un giovane scrittore, e poi Calibro 35, con queste che sono giovanissime. Sì, perdonami, sono tra quelli... C'è qualcosa che ci lega Calibro 35, perché è un grande direttore d'orchestra, sì. Sì, anche perché infatti che è Enzo Gabrielli, che tra altre cose loro lavorano su queste sonorità legate, che so, alle musiche da Starsky & Hutch, tutto il mondo del noir. Anche alle spaghetti western, insomma, quella è una... Esatto, quindi per arrivare per esempio a Balera Favela, che già il nome stesso ci ricorda proprio i ritmi proprio della balera romagnola fatta da giovanissimi, quindi diciamo c'è è più una programmazione dove i giovani riescono ad interpretare sdrammatizzando e al tempo stesso proponendolo in una chiave nuova, forse anche la storia, no? Si dice sempre... È come il solito claim, no, di tradizione e innovazione. Questa è, diciamo, innovazione e tradizione, perché appunto è l'idea di prendere quelle che sono le sonorità, le musiche serie, tra virgolette, se vogliamo, che esistono, quelle su cui si fondano anche gli studi legati alla musica, all'arte, alle proposte artistiche, e raccontarle in una maniera molto più... C'era qualcuno che ci raccontava che non si diventa astrattisti se non si passa dalle regole minime dell'anatomia, esatto, no? Quindi, esatto. E quindi per arrivare a Carl Brave, come hai detto tu, questo fenomeno, diciamo, sono questi fenomeni, come ce ne sono tanti in Italia. C'è Carl Brave, c'è Liberato, per esempio, di cui ancora non si conosce neanche l'identità, però sono artisti che riescono a leggere il linguaggio della contemporaneità e che scrivono cose intelligenti, raccontarlo magari anche senza esatto, magari e soprattutto senza utilizzare elementi come, che so, la parolaccia, piuttosto che l'attacco contro qualcuno per diventare un po' più famosi, un po' più sembrare un po' più intelligenti. Anche se poi
poi dentro le canzoni c'è scritto completamente tutto e c'è veramente l'immagine che viene restituita di questa nostra Italia, di quello che è buono e di quello che magari andrebbe migliorato. Vabbè, i luoghi, il programma. Mi sono dimenticato di segnalare anche la riunione, la reunion, come tu hai citato prima, del Castello Svevo, ma anche di Villa Rendano e del Museo Multimediale, perché la mostra multimediale su Van Gogh proseguirà ancora. A settembre, sì. E questo mi sembra anche un altro dato da dire. C'è questa possibilità di questo luglio che non è rivolto ovviamente a quella che è questa grande città che l'area urbana Cosenza rende, ma con di mezzo tutti i paesi della Francia Pesilana, ma l'Alto Tirreno Cosentino, l'Alto Ionio Cosentino, il Basso Tirreno e il Basso Ionio, ma è aperta a tutta quanta la Calabria, posto che comunque ci diano qualche possibilità di velocità anche sui mezzi di collegamento e che quindi sia facile da Reggio Calabria, ma dalla Basilicata, ma dalla vicina Puglia e la Campania, perché no? Perché quello che io chiedevo e mi confrontavo con dei giovani, uno su tutti, insomma, mia figlia che sta a Roma, mi diceva che bisognava spostarsi dal centro di Roma studiando per andare a vedere alcuni dei concerti che sono previsti in Invasioni, addirittura a Capannelle. A volte a noi sembra così distante, così tutto quanto greve e pesante, quando invece le città vere, quelle che sono abituate alle dimensioni, vivono questa idea dello spostarsi, della mobilità. Una mobilità che immagino con Invasioni, e quindi anche questa è la domanda, avete reso più agevole per chi arriva con Amaco, con i bus. Questo mi sembra un servizio importante. Sì, noi abbiamo, diciamo, è chiaro che gli spettacoli vengono realizzati all'aperto e quindi nei luoghi quanto più fruibili. Abbiamo pensato anche a un sistema di navette per raggiungere il centro storico, ne abbiamo una che è già partita da qualche mese in collaborazione proprio con il brand Cosenza Cultura e l'Amaco, proprio che passa per il centro storico ma passa per i luoghi dell'arte e per i musei, la navetta dei musei la chiamiamo, e quindi fa tappa appunto Castello Svevo, Palazzo Arnone, Villa Rendano, Museo del Bettino degli Enotri, giù allo Spirito Santo verso il Box Art. È proprio l'idea di poter raggiungere circumnavigando un po' il centro storico, i luoghi degli spettacoli. Sì, la mobilità è un fatto importante, ma è anche il fatto di passeggiare in mezzo a questi spettacoli è anche un elemento importante, lo dicevi tu. Ancora molti di questi spettacoli sono programmati per esempio a Roma, al Ippodromo delle Capannelle, in luoghi importanti. Noi ancora, anche grazie al fatto che il Festival gode del finanziamento di cui dicevamo prima, riusciamo a concederli gratuitamente. Questo è un grande messaggio anche di politica culturale e di investimento per i giovani e i giovanissimi, perché gli stessi spettacoli sono quasi tutti, diciamo, se noi meno di 15-20 euro all'ingresso. Se noi andiamo a vedere appunto nell'home page, no? Nei siti internet di tutti i gruppi artistici, li troviamo tutti con un biglietto da acquistare. Quindi ecco, il ritornare all'idea della festa, ritornare all'idea dell'investimento in cultura e spettacolo, insomma questo è uno degli elementi su cui si basa proprio l'idea del festival dell'estate. Allora Giampaolo, grazie. Intanto quello che proviamo a strappargli oggi prima di salutarlo è che, visto che c'è stato questo primo rendezvous tra Mario Chiuto e Marcello Manna relativamente a quella che poi auspichiamo diventi la città unica e quindi l'area urbana, in questa visione e in questa direzione sicuramente rincontreremo Giampaolo Calabrese, magari Ole Santelli e Vacatizzone e perché no anche il sindaco Chiuto, per capire quello che può diventare anche un'agenda di programmazione degli eventi culturali che possono restituire anche una programmazione diversa e una forza e un'energia diversa ad un territorio che è ad alta vocazione culturale e che fa negli ultimi anni soprattutto delle proposte incredibili, nel senso che probabilmente per stare a quello che si programma in quest'area urbana bisognerebbe prendere i cartelloni di città come Roma e Milano, di alcuni dei teatri più importanti, e cucirli tra di loro, perché tante e tali sono le proposte che vengono fatte.
Vi ricordiamo che il sito per raggiungere tutte queste informazioni che oggi vi abbiamo dato è www.comune.cosenza.it, semplicissimo, il portale del Comune di Cosenza, soprattutto per quello che riguarda la cultura. Questa è l'Invasione dei 20 anni e ci sono due numeri che ricorrono, che sono 2 e 0, quindi Invasioni 2.0, anche perché c'è un'innovazione e una programmazione importanti che avvicina da un punto di vista intergenerazionale i giovanissimi, ma anche i meno giovani, in un divertimento e una proposta culturale ampia e molto ben articolata. Grazie Giampaolo Calabrese, grazie a Invasioni. Alla prossima. Satisfaction, grab the moment, hold it, lose a sense of traction. Waves riding like a surfer, heard a melody sinking me under what the jellyfish wish that. Oh, it would be a day like this. I got that slow motion matrix, lasers in my fingertips. Freeze, Mr. Soundboy killer, microphone moonwalk, play another thriller. Waiting for the drop on a mission for the frequencies. Speakers, lights, mics, swing, technical and lovers we sink into an ocean of nothing. Oh, lose control, no turning back, know what you're gonna be, then the devil doesn't speak. Minute we're in it to live it, dancing in our sleep. No rest for the wicked, one life and we live it. Let it go, let it fall, and it falls beneath your feet. No rest for the wicked, it's just one life and we live it. There's no rest for the wicked, one life and we live it. There's no rest for the wicked, one life and we live it. There's no rest for the wicked, no one life and we live it. There's no rest for the wicked, just one life and we live it. There's no rest for the wicked, just one life and we live it. There's no rest for the wicked, one life and we live it. There's no rest, 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 rest. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.